Siamo all'interno di un torneo di scacchi che ho svolto, un torneo di scacchi registrato, quindi con variazioni Elo, un torneo ufficiale. Il torneo si svolgeva a Vigevano, circa un'oretta da casa mia, e il torneo era sabato su domenica. Ora, la giornata di sabato va abbastanza bene, la giornata di domenica sarebbe stata decisiva. Per questa ragione decido, per cercare di rimanere più in forma possibile e avere l'energia al massimo alla domenica, di restare a dormire fuori in albergo a Vigevano, perché sebbene casa mia era solo circa un'ora, poco più di strada, finito il torneo, andare indietro e poi la mattina presto della domenica svegliarsi prestissimo per fare l'oretta di strada, questo mi avrebbe potuto togliere ore di sonno e questo avrebbe potuto influire sul mio stile di gioco. Così decido il sabato sera di non tornare a casa ma di tornare in albergo, risparmiandomi l'ora e passa di tragitto, avendo così tempo anche per studiare e ripassare per studiare gli avversari per il giorno successivo. E quindi questi erano i piani all'interno della mia mente. Per risparmiare non prenoto un albergo, ma prenoto una camera su Booking, tipo Airbnb, era un privato che aveva questa casa che affittava l'intero appartamento, quindi soggiorno, cucina, bagno, eccetera. Cosa succede? Sembra, immaginatevi. Succede che metto sul navigatore l'indirizzo per raggiungere questo fatidico appartamento che avevo già pagato e prenotato su Booking. Non ci sono lampioni, entro in questa strada sterrata, pioveva, tra l'altro avevo appena cambiato la macchina, c'avevo la macchina nuova che tenevo come una reliquia, sempre lavata, sempre a posto, con gli ammortizzatori stando attento di non prendere le buche, quella era la strada piena di buche, eccetera, tutto buio, non si vede niente. A un certo punto mi ritrovo davanti a questo cancello, tipo scene dell'horror, davanti a questo cancello, il proprietario di casa mi ha detto che mi aveva lasciato le chiavi all'interno della cassetta, quindi pioveva, prendo le chiavi all'interno della cassetta, apro il cancellone, entro all'interno della macchina in questo parcheggio, ma era tutto buio, le uniche luci arrivavano dai fari della mia auto e sento a un certo punto, voi immaginate nel buio ragazzi, io esco dalla macchina nel buio totale, sento abbaiare un cane che sarà stato alto 1,5 metri, mi sghetto tantissimo per poi con la torcia del telefono vedere che il cane era quello dei vicini ed era dietro una recinzione, ma immaginatevi la scena, ormai era anche una certa ora, quindi le premesse sono queste. Alla fine cerco di entrare all'interno di questa porta che avrebbe portato poi a questo appartamento. La porta sembrava veramente un appartamento che non si viveva da 20 anni perché c'era tutta l'erba rampicante sulla porta, proprio scena da horror. Io tra l'altro, raga, io in un posto tutto buio, senza una minima illuminazione, con la torcia del telefono vedo queste piante rampicanti davanti alla porta d'ingresso. Alla fine in un modo o nell'altro riesco ad entrare. Oh, finalmente mi rilasso, finalmente posso mangiare qualcosa, finalmente posso mettermi col computer ad analizzare anche le partite che ho fatto oggi e dormire per domani. Questi erano i piani, finché non mi do uno sguardo in giro e in basso a destra vedo un verme così attaccato al muro, ma una roba, raga, era una pantegana. Ho detto no, oddio, come faccio a dormire qui stanotte con questo qui? Io poi sono un ragazzo di città, quindi non troppo abituato a queste cose, nonostante all'epoca avevo una casa immersa nel verde. E però, beh, dai, quello al massimo riesco a schiacciarlo. Ragazzi, non potete credere, giuro, non potete credere, ma io alzo lo sguardo e sul soffitto c'erano almeno una quindicina di ragni. Ho detto no, beh, dai. Sì, erano ragni della polvere, non ragni. Però, cacchio, cioè, tu affitti una casa così, cioè, che coraggio che ci vuole. Vado in bagno per fare la pipì. Il bagno, tra l'altro, il tetto era più basso, quindi c'avevo il tetto poco più di qui e avevo una trentina di ragni in ogni angolo. Ho detto no, dai, no. Cioè, no, non posso stare qui. Non posso stare qui con quel verme grosso così, ragni ovunque, chissà cosa c'è in camera da letto. Ho provato a resistere, ho provato a mettermi sul letto, cercando di chiudere gli occhi e dormire, ma non ce l'ho fatta, raga, non ce l'ho fatta. Avevo un sonno allucinante. Che cosa faccio? Esco da lì, rimetto le valigie in macchina, tutto al buio, richiudo quel cancello del Kaiser, me ne torno a casa un'ora e passa di strada. Me ne torno a casa incazzatissimo
perché me ne sono dovuto andare via, tra l'altro avevo già pagato, lascio un messaggio WhatsApp al tizio dicendo guarda, io ho trovato delle situazioni, delle condizioni inumane, me ne torno a casa. E lui giustificandosi, ma come inumani? Faccio, guarda, è pieno di insetti. Ma tu si vede che sei un ragazzo di città, per noi è normale. Sì, ma non è normale quella roba lì, fidati. Vabbè, alla fine io sono un signore e non ho voluto indietro soldi di nulla, basta che non ti fai mai più vedere nella mia vita. Torno a casa, arrabbiatissimo, ma torno a casa sfrecciando, raga, sfrecciando 130, 140, 150. E se non fosse che il giorno prima avevano installato un nuovo autovelox in superstrada, limite era 110, andavo a 150. Yeah. Piccola parentesi, presi una bellissima multa e punti sulla patente. Detto ciò, detto ciò, l'indomani arriva domenica, io arrabbiatissimo, arrivo tardi a casa, arrabbiatissimo, che non ho potuto studiare niente, mi sono dovuto svegliare prestissimo per arrivare poi l'indomani puntuale alle 9 che iniziava il torneo la domenica, ero arrabbiatissimo. Io ci tengo tantissimo a fare i tornei, quando li faccio cerco di essere al top della mia forma. Tra l'altro ripenso ancora all'imbecille di quello che mi ha affittato l'appartamento, che dice ma sto imbecille, guarda per colpa di sto imbecille, per colpa di sto imbecille, alla fine poi mi mandò un messaggio in mattinata dicendo che era andato a vedere le condizioni della casa e mi ha rimborsato i soldi. Faccio sì, ma cioè, davvero tu non avevi capito in che condizioni era la casa? Ma da quanti anni non entravi lì dentro? Ma vabbè, comunque fatta questa premessa, inizia la prima giornata, la prima partita della domenica. Io ormai con 5 ore di sonno in corpo, arrabbiatissimo, ho detto vabbè Cristian, dai, non farti distrarre da tutte queste cose che ti sono capitate durante la notte, cerca di fare una bella partita. Faccio una prima partita contro un giocatore da circa 2000 punti e penso che sia stata una delle partite più belle della mia vita, ma ovviamente sfiga delle sfighe, io poi mi salvo tutte le partite e me le salvo in un cloud online, quella partita, ahimè, non la trovo più, era una partita bellissima contro Sala Paolo Tiziano, una partita molto bella, anche ricca di sacrifici, ma di quella partita non vi è più traccia. Va bene, comunque vi faccio vedere oggi quest'altra partita contro questo avversario che era la seconda partita della domenica. Anche questa credo che sia stata una partita bellina, non quanto quell'altra che era la partita della vita, ma spero che comunque possiate apprezzare. Allora, andiamo a vedere questa partita. Io giocavo col bianco, il mio avversario col nero. All'interno di questo girone eravamo tutti avversari più o meno con lo stesso punteggio. E quindi andiamo a vedere. Apro con D4, il mio avversario risponde con D5 e a questo punto cavallo F3. Qui stavo pensando quasi di giocargli un sistema colle, sapete che io sono un amante del sistema colle e a marzo uscirà un corso sulla Matto Scacco Academy fatto da me sul sistema colle con tutti gli anni di esperienza in cui ho giocato questo corso, questa apertura. Gioco C4 invece e 6 G3 entrando così in una catalana. Io sono amante di questa apertura. Sempre sull'Accademia c'è un capitolo intero sulla catalana fatto molto bene secondo me. Cavallo C6 da parte del mio avversario, alfiere G2, alfiere 7, arrocco corto. A questo punto la partita continua con cavallo BD2 per dare uno sguardo a questa cattura e il mio avversario gioca B6. Nel momento in cui gioca B6, la prima mossa che mi viene spontanea a fare è la cattura. Perché questa cattura è buona? Perché questa cattura costringe il mio avversario a catturare dei pedoni. Voi sapete che sul centro si cattura sempre di pedoni, poiché se sul centro si va a catturare di cavallo c'è la possibilità di guadagnare tempi e spazi immediatamente, mentre con la cattura di pedone, ed è così che va in partita, il mio avversario si ritrova con questo fianchetto aperto e quindi lo devi riempire, ma allo stesso tempo si è liberata questa diagonale. Quindi andare ora a mettere l'alfiere in B7 su una diagonale che probabilmente non si aprirà mai finché il bianco non giocherà E4, non so quanto senso abbia. Gioco B3 per cercare di dare uno spazio a questo alfiere, poiché finché il cavallo è qui non riesce a liberarsi, questo alfiere non ha un posto migliore dove andare. Alfiere di 6 da parte del mio avversario, alfiere in B2 e torre in E8. A questo punto gioco
una mossa che può essere spontanea come torre C1, che sia una mossa di sviluppo, ma allo stesso tempo una mossa che guadagna il tempo e è allo stesso tempo una mossa che costringe il mio avversario a giocare alfiere B7, ed era la mossa che speravo. Ora questo alfiere è chiuso in questa diagonale e quindi qui sentivo di avere un certo tipo di vantaggio dinamico. Adesso però siamo arrivati a quel punto della partita dove, se vogliamo, di mosse facili ce ne sono ancora, come torre 1 è una mossa che possiamo fare, ma qui credevo che c'era qualcosa di meglio da poter fare, qualcosa, organizzare un piano, no? Perché a questo punto della partita l'alfiere è messo bene qui, l'alfiere è messo bene qui, il cavallo è messo bene qui, il cavallo è messo bene qui, la torre è messa bene qui. Sì, posso ancora, se vogliamo, perdere un tempo per sviluppare la torre in E1, ma credo che qui c'era qualcosa che si poteva fare. È così che inizio questa manovra strana, ma alla fine va tutto secondo i piani. La manovra è cavallo in E1. È una manovra strana, queste ritirate in prima traversa suonano male, ma l'idea è proprio quella di lasciare, di portare il cavallo in D3 e lasciare che questo alfiere possa supportare le spinte del pedone in E4. Quindi, togliendo il cavallo, io posso in futuro andare a giocare spinte come F3 ed E4. Dato che se non avessi fatto questa spinta in E4 non riesco a capire quale sarebbe potuto essere stato il gioco del bianco, ma non posso fare questa spinta in E4 senza il supporto del pedone in F3, poiché dopo una serie di cambi mi ritroverei col pedone isolato. Quindi gioco cavallo in E1, il mio avversario gioca donna D7 per connettere le torri e a questo punto arriva cavallo D3 e qui diciamo parte il mio piano. Tra l'altro mi immaginavo che prima o poi il mio avversario avrebbe giocato cavallo E4 ed è così che va in partita, mossa tipica quando si ha una struttura di questo tipo, quindi un alfiere in fianchetto e un pedone che supportano il cavallo, e qui gioco pedone F3. Mossa che suona strana perché al momento ci sono un po' di case deboli, tuttavia dopo la ritirata del cavallo, ed è così che va in partita, io posso giocare 4 e qui mi sento molto bene perché tra l'altro adesso minaccio la spinta, quindi il doppio. Qui il mio avversario cattura, io ricatturo e in realtà la minaccia si ripropone sempre, quindi deve spostare uno dei due pezzi e decide di spostare l'alfiere in F8, dando anche uno sguardo a G7 visto che c'è un bellissimo attacco a raggi X. Tuttavia ora dopo D5 qui c'è comunque un attacco simultaneo sia sul cavallo in C6 che sul cavallo in F6. Ovviamente quello in C6 è un attacco più immediato, arriva a cavallo B4 e qui decido di cambiare i cavalli e poi solo adesso giocare alfiere per F6 e ovviamente G per F6. Qui arrivati a questo punto con torre F6 io riesco ad andare in vantaggio di un pedone e ho anche una situazione migliore visto che l'arrocco del mio avversario si è andato a farsi friggere. Il motore, che cosa vede il motore? Qui vede il sacrificio di torre, sacrificio che a dire il vero avevo considerato, poiché poi questo alfiere diventa fortissimo e immortale, ma col fatto che lui comunque ha l'alfiere ancora camposcuro che teneva le case scure, non funzionava tanto. E infatti il motore non voleva che qui il bianco riprendesse subito il pedone in F6, ma c'è donna in F6, due punti esclamativi, alfiere 7 e poi questa manovra di cavallo per portarlo in F6 e quindi andare a fare combinazioni di matto. Sequenza molto lunga che in partita ovviamente non avevo visto e sequenza non così forzante e facile da vedere. Quindi, dato che mi sentivo di essere in vantaggio, gioco le mosse più semplici. Catturo d'alfiere e poi porto la torre in F6, un pedone di vantaggio e arrocco sguarnito da parte del mio avversario. Arriva alfiere C5, intermedia, scacco, re H1 e alfiere D4 minacciando la mia torre che la porto al sicuro in F5, dove su F5 blocca qualsiasi tipo di diagonale alla donna e inizia la pressione su F7, punto che cercherò poi di attaccare con tutte le mie forze. Torre 7 è una mossa un po' strana difensiva. Credo che il nero non abbia voluto giocare torre F8 per permettere al re di avere vie di fuga da questo lato, visto che prima o poi arriverà anche presto la donna, quindi gioca torre 7 per permettere vie di fuga al re e qui
gioco cavallo C4. Cavallo C4, prima scelta del motore, l'idea è quella di intanto attaccare l'alfiere con questa scoperta, ma soprattutto quando questo alfiere va via, ed è così che va in partita, permettere prima o poi la rimanovra di questo cavallo che diventerà un attaccante fortissimo. Qui gioco donna H5. Donna H5 inizia la pressione verso questo punto. Arriva torre in A, va in E8, tuttavia qui non c'è molto da fare e in effetti il mio avversario non ha mosse da fare. Qui diciamo il dominio del bianco è già fortissimo, il motore dà già un vantaggio importantissimo. Qui arriva torre in C, va in F1, adesso tutti i pezzi giocano, c'è sia l'attacco sul punto F7 che possibilità di manovre di questo tipo con conseguenze devastanti. Torre F8 per salvaguardare questo punto e adesso arriva cavallo E5, una mossa semplice che va ad attaccare la donna. Ovviamente se il mio avversario mi va a dare l'alfiere sono solo contento perché l'alfiere comunque è un difensore del re. Il mio avversario gioca donna in E8, cavallo in G4 e qui adesso questo cavallo è pronto per entrare e fare veramente danni. Alfiere C8 con tempo sulla torre, tuttavia cavallo F6 è una mossa che si può fare poiché scacco, quindi mossa intermedia, qui per forza deve darmi l'alfiere e salvo la torre. Arriva torre 5 con tempo sulla mia donna, qui bisogna trovare la mossa migliore, secondo il motore donna H4 la mossa migliore, ma qui decido di giocare semplice con donna F3, metto tutti i pezzi tenuti da tutti incolonnati, cerco di tenere la pressione e dopo torre in G5 qui inizio quella che viene chiamato il principio delle due debolezze, un principio enunciato da Capablanca. Capablanca è stato uno, credo, dei più forti giocatori di sempre, che diceva: guardate che quando ci sono dei punti deboli, a un certo punto, quando tu incoloni tutti i tuoi pezzi ed hai messo tutti i tuoi pezzi all'attacco su quel punto e lui comunque in qualche modo riesce a difendere quel punto, devi trovare un'altra debolezza da un altro settore della scacchiera, perché non basta un solo punto, non basta una sola debolezza per vincere, ma ce ne vogliono due. Ed è così che metto in atto questo principio. Gioco torre C1, quindi il mio avversario ora ha tutti i pezzi alla difesa di questo punto debole, ma adesso vado ad attaccare il secondo punto debole. E perché il pedone C7 è considerato un punto debole? Poiché è un pedone che non può essere spinto, poiché le caselle davanti a lui sono controllate dai miei pedoni. Quindi arriva l'attacco su questo punto debole, arriva donna E7 cercando di tenere questo punto debole, ma adesso arriva anche torre in F va in C6 e molto velocemente i miei pezzi che prima attaccavano il primo punto debole si sono rapidamente spostati sulla colonna C attaccando la seconda debolezza e qui non c'è niente da fare, qualsiasi mossa faccia il mio avversario il pedone in C7 cadrà. Torre G6 gioca il mio avversario, qui arriva torre per C7, secondo il motore una mossa che potrebbe resistere un po' di più, ma qui il vantaggio è già di più 5 per il bianco, e alfiere di 7 il mio avversario prova un controgioco con donna in A3, cercando magari anche di provare a dare qualche sorta di matto, ma in realtà dopo questa cattura, anche se avvenisse sia la cattura di questo tipo, io posso ritornare indietro. Se avviene la cattura della torre, io do scacco con tempo e poi posso decidere come giocarmela dopo in difesa. Quindi arrivati a questo punto il mio avversario decide di abbandonare ed è così che finisce poi anche la domenica. Me ne torno a casa da questo torneo con diversi punti elo in più sul groppone e mi metto a sorridere, dico ma ho dormito pochissimo, ero arrabbiatissimo e tuttavia oggi ho giocato abbastanza bene. Non è che per caso la mia formula personale segreta per giochicchiare bene a scacchi e dormire poco, e quindi proverò a sperimentare queste cose ancora di più. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. C'è sempre da raccontare, una volta che c'è un torneo ci sono sempre dei retroscena dietro che ovviamente non si possono sapere se non si vivono. Questo è, credo che sia stato quello più delirante, ma ce ne sono anche altri e se volete altre partite commentate, mie partite commentate con retroscena, fatemelo sapere con un commento qui sotto. E vi ricordo che se volete migliorare il vostro gioco, sull'Amato Scacco Academy abbiamo corsi di scacchi, libri di scacchi, ma soprattutto abbiamo il percorso più completo che è l'Accademia, un percorso ad abbonamento dove con 34 euro al mese, io penso che sia veramente nulla, si hanno 4 incontri di gruppo
4 seminari di gruppo che già quelli normalmente costano 25 euro l'uno, invece in 34 euro li avete tutti e quattro, avete 200 e passa lezioni progressive ordinate, ma soprattutto un tutor, un maestro, nel nostro caso un maestro FIDE e un maestro internazionale a vostra disposizione per commentare le vostre partite. Credo che meglio di così si muora. Ottimo. Sto diventando un fratello di Bastianic nel frattempo e vi saluto ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao.